Ciao a tutti e ben ritrovati! Oggi vi presento la ricetta delle bibarasse in cassopippa, tipica ricetta chiogiotta, ossia vongole nel coccio. La bibarassa è una vongola comune piuttosto piccola rispetto a quella verace ed aveva un tempo uno scarso valore gastronomico. Infatti questa vongola viene raccolta molto facilmente rastrellando il fondale quando c'è la bassa marea. Queste vongole vengono cotte a fuoco lento nel coccio, da cui deriva il termine pipa. È un ottimo antipasto da servire o con crostone di pane oppure con polenta brustolita. Gli ingredienti per preparare questa ricetta sono le bibarasse, il prezzemolo fresco tritato, la cipolla, l'aglio, il pepe, l'olio d'oliva e il vino bianco. Pulite 1 o 2 spicchi d'aglio secondo il vostro gusto e tritate la cipolla. Abbiamo messo la padella a fuoco vivace con l'olio d'oliva. Ora aggiungiamo il trito di cipolle col nostro aglio. A questo punto, che la cipolla si è un attimino colorita, aggiungiamo le vongole chiuse nel loro guscio, abbassiamo la fiamma e chiudiamo il coperchio. Le lasciamo cuocere per una decina di minuti e quando si sono ben aperte andiamo ad aggiungere il prezzemolo e a sfumare con il vino bianco. Le nostre bibarasse si sono aperte dopo una decina di minuti di cottura. A questo punto aggiungiamo il vino bianco e non versiamolo direttamente nel pesce, ma sempre nel bordo, in modo che possa evaporare l'alcol. Alziamo la fiamma, quindi aggiungiamo il prezzemolo fresco e un po' di pepe macinato fresco al momento. Le nostre bibarasse sono pronte, noi le mangiamo con la polenta. Io vi aspetto alla prossima video ricetta e seguitemi nella pagina Facebook. Grazie, ciao, a presto!